questo riconoscimento. No, il pensiero storico questo se lo meritava, è arrivato dopo 10 anni, però comunque è sempre valido, è quello che è stato ricordato oggi, quello che ha fatto la Laura Prati io lo posso confermare perché io sono stato vice sindaco con lei, ma ero anche amico di famiglia, non è che ci siamo trovati per caso al momento del vice sindaco, e quello che è successo per me è una sofferenza che me lo ricordo, e perché conosco benissimo anche i familiari, il figlio Massimo, il marito Pinuccio Poliseno, che sono un po' come il mio figlio e il mio nipote. Ci vediamo quasi sempre, condividiamo i pensieri e ogni tanto guardiamo anche di Laura, di queste cose qua. E quel mattino là io ho tentato di difendermi, di mettermi di mezzo, però sono stato colpito. Sono qui perché devo ringraziare anche i chirurghi che mi hanno salvato, perché non ero, così come mi hanno detto dopo, ero in fin di vita. Mentre Laura, che era diciamo clinicamente stava meglio di me, purtroppo non ha retto e questo mi addolora, perché siamo stati insieme anche in amministrazione prima diversi anni.